Anduale, anduale, anduava. Ciao a tutti, sono Turnasì, sono Mauro, sono insieme a Fabrizio, a Scapismo, a tutti, lui manca dopo tanti mesi per tu turni, lui manca una mese nostra decisione che è Marco Rizzo, che forse avendria neanche presente lui perché è ben conosciuto. È in politica dagli anni 70 e credo nel PC dal 1981, poi fondatore per Fondazione Comunista, deputato dal 94 al 2004 e poi deputato al Parlamento Europeo, che sarebbe bel parlare poi un cittadino d'Europa, sei lungo tempo. Credo che mi e Fabrizi e nostri amici hanno tante critiche a come è l'Europa al di Denchei. E nel 2009 Marco Rizza fonda il Partito Comunista, è segretario fino al 2023 e nel 2022 cofonda la lista Italia Sovrana e Popolare e anche al dia d'anche alle un di coordinatura o coordinatura nazionale insieme a Francesco Toscano democrazia sovrana popolare. Soprattutto ampiase voglio avere con noi perché alle un di pochi politici che minca tanta dove piemontese soprattutto la non pur de mostresse in tanto piemontese e a rivendicare sue origini e sue tradizioni popolari. Esattamente, un gran buondì a Marco Rizzo, le proprie parole come te le ditimo. Alle al nostro invitato in Köy, alle quei dunque la manca nessuna presentazione perché potremmo scerrarlo tranquillamente sulla televisione nazionale da anni e anni, alle quei dunque che hai dal tu ai protagonisti della politica italiana proprio il telefono e contattate direttamente i cui che stanno alla summa della nostra politica potrei missionare al suo recente intervento alla Convenzione Nazionale Fratelli d'Italia a Treu, andò a dialogare con la ministra Urso insieme a un tema importante come il destino della Fiat Stellantis per la città di Turin e con tutto ciò che presenta con il livello di intervento e di interlocutor che ha, alle quali dunque la nuova tema a parlare ad esprimersi in piemontese in linea con una vera concessione popolare della politica e Elena Lenga che è la deura per deculura i suoi interventi pubblici adesso è un obito come qualche esempio che adesso fumo veddi. Se padre operaio avesse sentito uno così diceva ma questo qua cosa entra con noi altri, con quelli che lavoravano 8 ore alla Fiat più 5 alla carrozzeria. Tu sei stato un grande scopatore, diciamo la verità. No, io avevo il mio vecchio Gianni Dolino, comandante partigiano, che mi diceva in torinese sì. E mi raccomando, al partì, sì. Cioè la scelta politica, ideologica e l'out partì. No, intanto vorrei saltare salite tutti qui che la guarderanno. Per me non è un problema parlare turinese, anche se è da tanto che parlo ogni tanto quando passo a Turin vedo parlare, però è difficile trovare gente che parla turinese, ecco. Però insomma per l'onca mi riguarda è l'unica lingua, me la definirei mista tra una lingua e un dialetto che conosco bene. Quando hanno linguaggi conosciuti, dico italiano e piemontese. quando ero a Bruxelles o a Strasburgo che parlavo un francese, mi ogni tanto intercalava due parole in piemontese. Mi guardavo strano perché capivo neanche se era un francese, parlava un patois, però era divertente delle facce cui che parlava un francese, sentivo che diceva, restava un po' pareil. Mi piace perché mio papà parlava in turinese, mia nonna parlava in turinese, mia nonna, la nonna materna era Nzura Quincinetto, si chiamava Revello Chion. Il pare mia madre, mio nonno,
all'era Santa Sofia in Forlì, e invece i due nonni paterni erano Ponti, Tacca Alessandria, Bistagno, Acquiterme, quella zona lì. Quindi insomma il cognome è Calabreis, perché il quadrisavolo è venuto su con Garibaldi, però insomma mi sono torinese e anche tifoso dal Toro, tutto è importante. Penso che è difficile trovare gente piemontese che ti, in effetti. No, vabbè, insomma, il Toro, mi pare che diceva, mi raccomando, deve essere dal Toro, dove non fate buttare i pent la testa. I pent la testa sono mai fammi buttare, insomma, fa solo un caspè. Hai una bella frase, aspetta, chi era? Giambattista Santià, un torinese, no? Che era uno dei primi comunisti a Turin. A un certo periodo arriva Togliatti, insomma, da discutere, no? E Togliatti dice, ma sta roba sia va in bene. L'auto lo guarda e dice, senti, la situazione è quella che è. I quadri sono qui che sono, fuma l'on caspel. E dillo a Togliatti, non è una roba semplice, ma Giambattista Santiala dillo e l'auto la stai tutto. Bene. Sì, Marco, ti hai già introdotto il tema, la prima domanda che volevo fare, ti hai già andato all'oncale il piemontese, come l'Piemontese l'intrante la tua vita. Mi interesserebbe sapere come l'entra contro la tua formazione politica, perché prima sì, no, è importante. Lei parla italiano, negli anni 70 mi era un estremista, quindi forse in tal modo di pensare sono ancora adesso, anche se insomma la maturità porta anche a cercare di ragionare forse un po' più, però era un gagno, ma da gagno di ultras dal Toro. Poi sono abituato a fare l'estremista a sinistra e poi sono iscritto al Partito Comunista che aveva 20-21 anni, subito dopo il militare, che lei fa a Bolzano anti-alpini, sono anche alpino. E devo dire, quando sono iscritto al Partito Comunista, io ero in corso peschiera alla 40ª sessione e allora la stessa sessione dove era Novelli, il sindac. E sono subito a Rusè con Chiel. E devo dire, lei dine tutti i colori, in maniera forbita, ecco. E 3-4 di dopo la telefonata, noi mi parlè, alla dime, è Armando Cossutta che vuole a Roma. E mi ha detto, bene, andrei. No, domani mattina io ore. Allora c'è il treno d'un desura la sera, sono abituato alla giacca alla croata e sono andato a parlare con Cossutta. E da lì sono diventato, insomma, un che dal Partito Comunista faceva il suo lavoro. Però ecco, Titam diceva il turinese, 2 o 3 anni dopo sono entrato al Comitato Federale di Turin. Il Comitato Federale era 300 persone, il gruppo dirigente, no? Dal Partito Comunista, era 60.000 iscritti, però parlavano turinese all'indrenta. Cioè il Partito Comunista aveva 60.000 iscritti, parlo degli anni 80, era già il declino, però era tanta gente ancora, e parlavano turinese. Era meridionale, mi ricordo ad esempio, era una della Lucagna, si chiamava, adesso è Basilicata, Simonetta era a Napoli, ma parlava il turinese. E allora era divertente la roba. Quindi, diciamo così, il modo normale parlare dentro al Comitato Federale di Turin, allora parla turinese. Assolutamente. Quindi dopo le opinioni stai parei, però mi parlo per l'esperienza personale, 83, 84, 85, 86, fino a quasi alla fine del Partito Comunista, che poi arrivava con la Bolognina, l'89-90, parlava in turinese, ante al Comitato Federale. Le sessioni no, però il Comitato Federale parlava in turinese. E anche ai Naiera Nentanti, cui noi siamo in Napoli, no? In Napoli ha parlato in turinese. Assolutamente. Non che dice permette di sottolineare quella che è una delle caratteristiche principali della nostra lingua,
che a differenza da più parti di dialetto e da lingue minoritarie in Europa, le sta in strumento molto più moderno perché l'entra alla industrializzazione, alla società moderna, industriale. Erano tutti i termini, ai piemontesi sono tutti i termini per definire i metalli, la sel, gli strumenti tecnici, le longa fa che rende per in definire un dialetto, perché è una lingua che le bunga a qualsiasi aspetto della civiltà moderna, non è mai aggruppare al mondo paesano, alla sfera di affetto familiare, ma è qualcosa giustamente che sta a un alto livello e non che DST la sottolinea. Tra l'altro hai anche l'aspetto sociologico, perché ti pensa che, ricorderai, almeno forse non ti, ma una parte di cui ha nascuto, che ha una certa età, ricorderai che te sfitanei ai Napoli, ai meridionali, ma il Partito Comunista all'epoca, le sessioni, all'era da buon integrativo, perché quell'uomo lì, la Fiat hai faceva bene, hai faceva rusché, e hai dasia niente infrastrutture, e doveva stare desante in una stanza, no? E ero contadino, no? E però andando alle sessioni del Partito Comunista era un'integrazione, e quindi anche il Napoli podia parlare, podia sviluppare la propria personalità, e è stato un elemento di grande integrazione italiana, diciamo il piemontese, il torinese era un elemento quando conto che nel Comitato Federale del Partito Comunista di Turin era questa discussione in piemontese anche con Napoli, che parlava il piemontese, era una forma di integrazione, era un'esclusione, era un'inclusione. Capisco. Era molto ben importante, molto ben importante. Io sicuramente mi vorrei avvisare per far vedere quale che era stato l'atteggiamento da un certo dei PC, vorrei missionare in di pari del PC che è Antonio Gramsci, in turinese, Cocchiel, e questa scianca, questa sì, le parte l'ena litra che nel 27 ha scritto da Parsun alla sera Teresina, e due chi la dice che le sta in errore, dove la sa che Sofia a parlare sanen liberamente la sua lingua genita al sard, e il nem parlè entre la lingua locale, non che le capità, purtroppo, che è stata l'esperienza di massa sia in Piemonte, come dice Schiella, hanno avuto alla formazione intellettuale dei bambini che mettono una camicia di forza alla loro fantasia. Il sardo non è un dialetto ma una lingua che la rivendica l'importanza e la dignità della lingua locale, e le bin che le masnà apprendo più lingue quanto è possibile. E sono a Saranen un ostacolo per il suo avvenire, ma tutt'altro, questo era l'atteggiamento di impari nobile della cultura italiana e del Partito Comunista. Però, stiamo guardando a questa scheda che l'hai fatta in pressa, in Bresina, in questa sì, nel 1977 il segretario provinciale ad Nuoro, Masmia, quando lei asporta una proposta di legge regionale per introdurre il bilinguismo nella regione, che la dice che sì invece sarà simbolo al separatismo e sarà contro l'interesse della nazione. L'ONCA fa pensare a quella che è stata al cammino, la svolta dal PC andata i vari PDS fino a arrivare anche al DS, la svolta da un partito nazionale popolare a un partito globalista e liberista. Puduma di che questo slontanesse dalla lingua della cultura locale è un elemento costituente e strutturale a questa involuzione a mia vista, involuzione e dilapidamento a quella che era una forza importante, politica importante in Italia. Ma sono d'accordo, sono proprio d'accordo. Perché scusa. No, sono d'accordo, però vorrei sentire. Parla prima te e dopo disumi. Parla. Mi voglio dire che proprio in quegli anni che disieti, alla fine degli anni 80, camminavo a essi non ma in Piemonte, in Lombardia, forse piuttosto in Lombardia, in Veneto, tanti movimenti autonomisti che all'erano dichiaratamente dritta, che
per tante cose, tante vire, i comunisti e la sinistra l'hanno guardato con rispetto, insomma la Lega, certe istanze della Lega, non tutte, e che ha rivendicato proprio parte da quel problema lì, di questo problema lì. Cosa puoi dire con i rapporti che pensi che forse ha più di offese, forse ha più di un'enfese con questi movimenti, e pensi che sia un anche il 2024 è un mondo che è completamente differente. Il PC ha le pinane il PC, la Lega le pinane la Lega e tante altre cose sono cambiate. Hai una maniera di lavorare o che cosa da questi cheat movimenti, gruppi che sono in giro là? Diciamo che l'esperienza degli ultimi 40 anni, 50 anni è positiva, perché all'Andovrà, insomma, il Partito Comunista ha completamente abbandonato la sua matrice, no? La matrice popolare è diventata il partito della ZTL, è diventato il partito, il PD è diventato il partito della globalizzazione, però era già in 30 con la sinistra lì, perché quando è con lì Fassino, adesso a ciulè i parfum andrenta agli aeroporti, ma prima diceva al telefono finalmente l'umana banca, e insomma Gramsci gira la tomba, come si fa, dice finalmente l'umana banca, e poi asperda anche quella che Gramsci sempre diceva, la connessione sentimentale con il popolo, perché il popolo, la connessione sentimentale significa ste proprio endrinta i numeri, le cifre dal popolo. Sta gente lì sa neanche come svio, alle gente che sa neanche cosa capita le stazioni, cosa capita i regionali, cosa capita i quartieri, cosa capita, cioè alle gente proprio, diciamo, fuori dalla realtà, e quindi da una parte, dall'altra parte era stato il tentativo, no? Spodria più come paradigma, lo ricorderebbe tutti, no? Gipo Farassino era la chansonnier del Partito Comunista, no? E poi è diventato eurodeputato della Lega, no? E allora cool, che contava, era quella bella canzone come era, Serenata su Catuna, per una figlia senza cœur che domani mattina si sposa in badola di un saldeur che salda stagno senza l'ombra di istruzione, un calè neanche degno di portare il pantalone, e chi parlava era un tourneur della Fiat Mirafior, però quell'elemento popolare dentro la Lega poi alla fine le perdusse perché vabbè, da una parte era anche una strumentalizzazione teorica, anche metaforica, no? Giura il Dio Po, no? Che poi finì a Venezia, no? E noi insomma che il Po neanche finì a Venezia, no? Molto pimbas, no? Comacchio, tutta quella parte lì, quindi era anche un'infatuazione geografica che era vera, no? Quindi insomma, e poi poca alla volta, no? A me era capitato addirittura una volta, era come si chiama con lì che era anche al Parlamento europeo con me, Borghezio, era un 30 una televisione privata, e andiso era Borghezio, me le fai noteca ste robe che diso adesso, no? Che era di me, ma che parli tizio neanche buono a parlare piemontese, e mi dice, no, mi sono buono a parlare il piemontese. Lui fa, prova di due per un bagnato l'ole, mi dice, due per un bagnato l'ole, e poi le dice, prova un po' di 33 grani dresant in grillet rot. La sabia neanche quello lì. E Borghezio non è stato buono a dirlo, quindi la fai una figura da can, vabbè. Però torniamo a noi. Emblematica, un'anedota emblematica in effetti. In particolare alla fine la strumentalizzare l'identità piemontese, i simboli dell'identità piemontese. La parola democrazia è giusta, la parola sovranità è giusta, la parola popolare è giusta. Perché? Perché insomma senza sovranità, se ti fuma l'esempio, potremmo parlare dal Piemonte, Turin, la nostra modalità di parlare,
se non sovranità a livello nazionale, sarebbe come tutti in Trentina Canti, gran caseggiato, no? E se la snelle ciao per intento al caseggiato, no? Come ti fai a dire che hai l'autonomia del tuo appartamento? Quindi la sovranità, anche avei a livello nazionale, per poi avere anche le specificità. E il piemontese, il torinese ha una specificità, secondo me, da conservare, chiaramente con una convivenza pacifica con tutti gli altri, no? Ma se lui lo manca la sovranità dell'Italia, come possiamo pensare e parlare al piemontese? Infatti lo parliamo a Pinè, ma perché le opinioni differenze. Se ti vade, che ne so, in centro a Turin, no? Poi vado in centro a Milano e poi vado in centro a Roma, e le vie centrali sono tutte sono le stesse. Ma se ti vado a Roma e vado a Berlino, a Parigi, a Londra, a Madrid, sono tutte stesse. A Roma sarà il caffè greco, a Turin saranno tanti bar, caffè, ristoranti, che era la caratteristica di Turin. Adesso la SMAP, le catene multinazionali, è la distruzione e tutte le differenze, tutte le identità, e il linguaggio è un'identità. Allora il tema quello che è, Roma fino a Macedonia, già sa, verso il basso, no? E due insomma non tutti gli stessi, insomma tutti schiavi. Questa è la critica. Siamo la sovranità per l'identità, per le tradizioni e anche per le differenze che vanno esaltate. Però se insomma tutti gli stessi, ma sgnacca verso il basso, allora insomma bene che finì. Infatti il nostro progetto politico è quello di che il ceto medio, che una volta era avversario della classe operaia, no? E adesso deve obbedire con la classe lavoratrice, tutti uniti con il mondo del lavoro, no? E il mondo del lavoro deve essere il mondo che sbutta contro il nemico principale, che è la finanza internazionale. Intendomse, finanza multinazionale, ma che sono anche italiane, sì. Sono 2000 aziende italiane che hanno la residenza legale all'estero. Chi è nascuto adesso, ai Saragnon che ha la residenza legale all'estero. Ti Vilmini la residenza legale all'estero? Penso sono stati iscritti all'AIRE, ma per motivo, perché era però la residenza legale. Però robe lì per non pagare le tasse, hanno portato i soldi auti. Tammen fate una domanda, mi vorrei tenere per ultima, ma te lo faccio adesso perché ti è già entrato l'argomento. Allora, la posizione che l'identità locale e le patrie cite appello a lei andrà in un progetto come DSP, ti domandisi che la cittadinanza, mi ricordo preciso che però ieri avevi concessione ad Marca Giacobina che si trovava contro il PC, che l'elonca ispirava il commento negativo del dirigente del PC ad Nuoro contro la proposta per la tua del SAR di anni 70. Dunque questa concessione Giacobina è una delle marche della Stato italiano, è stata un po' in tutte le forze politiche, perché si considerava che il particolarismo sarà deve essere per forza negativo per la costruzione della nazione e per il consolidamento del popolo. Al contrario, ti domandisi che su sia va superare e che invece la lingua e la cultura locale per entrare anche la proposta politica DSP. Sì, direi che si accusta alla tua posizione. Sì, direi che potrebbe essere contaparei. Molto bene. Mo disno in attuale, ti devi dire qualcosa da precisare, immagino. Mi dico che, prima di tutto, mi sono anche del vostro partito, adesso posso dirlo. Sono anche del partito che Fabrizio chiama DSP, la sappiamo ancora neanche questa abbreviazione, Democrazia Sovrana e Popolare, sì. Però mi piace sempre quando che vedo Rizzo insieme a YouTube, vado a sentire perché mi piace le discussioni, le critiche che fa, che sia la Schleinansel del Gay Pride o piuttosto scandinava. Capisco che questa intervista è un'intervista facile, nel senso che Giuda Fauci più domani aveva
con noi Parenzo o Lilli Gruber. Sarebbe stai bella Lilli Gruber e senti un po' che bella cosa. Ma tutto sì, mi piace per la pars destruens, l'onca critica e sono completamente d'accordo. Io sono non tan sicuro che mi piace tan la pars costruens, l'onca propone, un po' perché io lo sai non bene. Un po' perché il socialismo è una roba del Novecento e l'uomo visto il Novecento che baraunda che è stato. Il Novecento è stato non il secolo curt, come diceva Hobsbawm, ma è stato forse il secolo della morte, il secolo nero. E alle gruppa con tanti esperimenti del socialismo, quindi aventa fare attenzione. Mi riesce a me a Marco, io diciamo Marco, e parlare un po' più dell'Europa, perché a dritta come a sinistra era tanta fiducia che l'Europa potesse della libertà. Bene, ma la libertà bene alle comunità. Si parlava di comunità transfrontaliere, si parlava di Unione Alpina, di regioni alpine. Invece l'Europa l'abbiamo visto con la Catalogna, con tante cose, è un superstar che è sempre più oppressivo, come diceva. Cosa che fuma con l'Europa? Hai possibilità di cambiare qualcosa perché è lì che Antuca lavora, no? Ma certamente il tema dell'Europa è un tema fondamentale, perché anche tanta roba che passa in drinta in Italia, in tutte le nostre cappe, insomma, ad esempio la vicenda del green, no? Adesso il paletò alle cappe, pensati, no? È una roba che serve a niente, però passa da sì, quindi quante volte sente la televisione che dice, e poi sentiremo non che dice Bruxelles, e poi sentiremo non che dice Strasburgo, e poi sentiremo non che dice Francoforte, lì è la Banca Centrale Europea, è la NATO, è l'Unione Europea, è il Fondo Monetario Internazionale, insomma, le leve chi attira i figli stanno lì. E noi altri per questo motivo parliamo di sovranità. L'onca le capitane Europa, una parte di cui che ne sento, si ricorderanno, no? Dal 2000, se ti ciappave 2 milioni al mese, 2 milioni di lire al mese, era una stipendio non male. Adesso ciappa 1.000 euro al mese, fase la fame. E quindi, insomma, questo è il risultato, no? Tutta sta roba. All'estate in errore? No, secondo me, l'hanno fatto apposta. Adesso, mi scrivere un libro, le scriverò con Dragoni, la verità. Anzi, dopo se ti fa sentire la borsa, lo faccio vedere. Si chiama Piumse le ciao et ca, manifesto per un sovranismo popolare che va da Anzura alla destra e alla sinistra, no? Anche per rispondere a Loncantanciamave, alla più senso di destra e sinistra, ma non che con le idee che hanno caratterizzato il Neusenta e Siu Pinen, alla più senso parlare come tifosi, no? Una parte o l'altra. Insomma, ad esempio, parlava prima, l'onche anche definiamo il ceto medio. Il ceto medio anche a casca giù le professioni, gli artigiani, i commercianti, le partite IVA, assumono un collegamento con la classe lavorativa, no? E quindi se ti lavori, il tema è butta insieme tutti quelli che lavorano, no? E contro le multinazionali, contro la gran finanza, contro l'onche in America facciamo il deep state, no? Tu che buttare contro le elite. Bravo. E allora alle pinne destra, sinistra, dritta, sinistra, alle nzura e suta insomma tutti, insomma il 95% suta. E qui là sta nzura. E allora tu come di e combatte contro questa gente significa di fatto la costruzione di una nuova teoria politica e il sovranismo popolare, secondo me, vado più lì per
Ma alle già pubblicata o alle... Sì, no, a Streva online presso la casa editrice, lo trovi sulla internet, a Streva. Marco Rizzo intervistato da Fabio Dragoni. Che se i pot permettermi una battuta un po' grammetta, asmia un po' un slogan di bossi essere padroni a casa nostra, alle non tan differente. Scusa, no, ma sono completamente d'accordo. Guarda, se vorrei dite, le fallo anche Granata. Anche Granata. Parlon, se ti lesan presa, perché sono io ho capito la prefazione, e sono tutte le domande che la gente fa, sono i temi principali dal mondo, anche, aspetta, leso il sommario. Politica italiana, immigrazione, Unione Europea, moneta unica, clima e 30, Russia e Ucraina, Medio Oriente, America. E l'uma scrivilu, l'uma finilu al di che Trump ha vinto le elezioni in America. E l'uma parla anche di lì. Perché Trump la fa? Trump la fa perché fa anche il parere ai democratici, ma ha avuto anche un terremoto andrinta ai repubblicani. A fare una roba nuova. Sì. Mia non è cambiata particolarmente Trump, però Trump è contro la guerra. E se è contro la guerra, viva Trump. Ecco. Ma ecco, mi piacerebbe, visto che insomma alla fine dell'anno, insomma, su Natale, le feste, tua previsione per la guerra, perché il parla d'Europa, secondo me gli stati hanno bisogno di nemici. Quando uno ha bisogno di nemici e l'Europa ha bisogno di un grosso nemico e la Russia ha un grosso nemico, quindi andasia proprio bene. E la fumant l'anno che viene aveva, sai, non se c'è la pace o che cosa parei? Beh, tu casperello tutti, anche perché la guerra se va avanti pare diventa guerra nucleare. Adesso mi sei se gli americani vincono, no? Sei magna cosa che in Europa mi roma tutti per satire le bombe atomiche, anche se è il first strike che ha vinto gli americani, per dire, basta 10-15 bombe atomiche in Europa sono tutti morti. Quindi il tema è naut, tu devi capire non che è dare ragione. Allora proviamo a dirlo parei. Satana a fare le pentole, no? E non i coperchi, no? Allora, non fai la globalizzazione, smiava che ha comandato su loro, invece tutte le potenze emergenti, diciamo parei, l'India, la Cina, la Russia, il Sudafrica, il Brasile, sono buttate a corse. Adesso sono la metà del mondo come prodotto interno lordo, ma sono il 90%, l'80% come popolazione. Gli Stati Uniti dentro a sta roba sì, stanno perché avurerio che il dollaro sia sempre la moneta con cui la commercializzazione va avanti. E l'India con la Cina sono due unità che buttano insieme, però ve lo commerce le energie, le cose da parte loro, avevano il dollaro come moneta da scambio e entra niente il dollaro. Allora il tema col calè, gli Stati Uniti in questa fase di de-dollarizzazione, cosa fanno? Fanno la guerra, perché a me non è un vale la Russia vuole entrare a Berlino, a Parigi, a me non pare. La Russia è una stata enorme, ha 11 fusi orari, ha 150 milioni di abitanti, l'Europa ha messo miliardi. E cosa penso che la Russia vuole vendere gas a bompat, vuole vendere gas a bompat, punto. L'America è in crisi e vuole fare pagare la crisi con la guerra alla Russia, ma vuole fare pagare la crisi all'Europa. Questa è la cosa che noi dovremmo capire. E chi comanda anche in Europa
alle contraddizioni, perché difendono i popoli dell'Europa, a fanno i gran loro, adesso esagero con una parola, ma sono i traditori della classe dei popoli europei, chi comanda adesso in Europa, quella lì, la von der Leyen, tutti qui che vanno da presa. E quindi è un MP destra-sinistra, anche se la sinistra fa robe incredibili, no? La sinistra l'ha sostenuta la von der Leyen, intendo in Italia anche la destra la sosteneva, perché parlo per fare le cose stesse. Quindi il tema è abbastanza difficile, ma la pace e la guerra è la roba fondamentale, perché se è la guerra nucleare noi siamo a Pinè. Quindi per non discutere né dal Tor, né dalla Juve, né dal Gran, né dal Fer, perché insomma Pinè. E quindi la prima cosa è, e se Trump ha smesso d'accordi con Putin a fare la pace, va bene, anche per cui i poveri ucraini muoiono per cosa? Per difendere gli americani che l'hanno comprato al Gran, perché poi l'hanno comprato tutto al Gran, no? Sono palur che comando, sono gli auti che comando. Quindi noi lo manca pace, coesistenza pacifica e per Fesson, secondo me, potremmo anche avere minime titolarità come italiano e come anche piemontese, perché se l'Italia non ha la titolarità, non ha la sovranità, i piemontesi per neanche parlare la loro lingua. Assolutamente. Penso che possiamo essere d'accordo e l'onca dimostra come in dritta e sinistra sulle categorie. Un vero reazionario come il professor Tosco alla fine sarebbe continuare a parlare perché ma fu un'altra puntata, un'altra volta, adesso fu una sovranità perché mica sono federalista. Giungiamo magari a quei ding, slarguma una presa della discussione. Con Lilli Gruber. No, potevo provare a me Borghezio, ma Borghezio non mi era mai perché sono pronto a confrontarmi con chiunque, però fumlo con Caidun che parla almeno piemontese perché sennò per forza lo trovo bene. Penso che sarà insieme. Sì, ringraziamo tanto, penso che un'intervista veramente importante e per noi, per il nostro canale e per veramente denauta idea del piemontese a Tour come le potenzialità della nostra lingua. Fa tanti bei auguri per il tuo anno che viene, per il tuo progetto politico in qualche maniera. Ciao a tutti. A contribuire. E ancora torna insieme ai video al Neo Piemonte. Ciao. Ciao a tutti, grazie, buon anno. Buon anno. Ciao.